Oggi presso la sede del comando provinciale dei Carabinieri il comandante colonnello Nicola De Tullio ha dato ufficialmente il benvenuto ai nuovi ufficiali. Si tratta del capitano Davide Di Cambri, 31 anni, destinato al comando della compagnia dei Carabinieri di Canicattì, il quale succede al maggiore Luigi Pacifico, trasferito al comando dei NAS di Palermo. Quest'ultimo ha retto il comando della compagnia per 5 anni, nel corso dei quali si è dimostrato sempre vicino alle esigenze dei cittadini, intrattenendo ottimi rapporti con le istituzioni locali, svolgendo un'attività di coordinamento nelle indagini, da ultimo con quella Predator relativa all'individuazione degli autori di una efferata rapina a casa di 2 anziani di Ragalmuto. Il capitano Marco Massimino, 31 anni, destinato al comando della compagnia dei Carabinieri di Licata, succede al capitano Augusto Petrocchi, trasferito al comando della compagnia di Vibo Valentia in Calabria. Quest'ultimo ha retto il comando della compagnia di Licata per 3 anni, in modo eccellente in un territorio complesso sotto il punto di vista della criminalità comune e organizzata, da ricordare la sua opera incessante di vicinanza ai cittadini del comune di Ravanusa in occasione della strage dello scorso 11 dicembre 2021 causata da una fuga di gas. Il capitano Lorenzo Longo, di 55 anni, assumerà invece il comando del nucleo investigativo del reparto operativo Carabinieri di Agrigento e subentra al tenente colonnello Luigi Balestra, trasferito al reparto anticrimine di Palermo. Quest'ultimo, in questi 3 anni alla guida del nucleo investigativo del comando provinciale, ha svolto numerose e complesse attività investigative su delega della direzione distrettuale antimafia di Palermo, delle procure della Repubblica di Agrigento e Sciacca, ponendosi come punto di riferimento per gli altri reparti della provincia, facendosi apprezzare dall'autorità giudiziaria. Tra le attività di indagine, quelle condotte con la procura distrettuale si segnalano l'operazione antimafia denominata Condor, avvenuta lo scorso gennaio del 2023, e quella relativa al contrasto della consorteria mafiosa operante nel territorio di Luccasicola e Burgio nel marzo del 2024. Il passaggio di consegne tra i vecchi e i nuovi comandanti rappresenta un momento di continuità, ma allo stesso tempo apre le porte a iniziative e a un rinnovato slancio operativo. In quest'ottica il comandante provinciale De Tullio ha rivolto a loro gli auguri per un proficuo lavoro, certi che sapranno interpretare al meglio le esigenze e le aspettative del territorio, mettendosi al servizio della comunità per garantire la sicurezza e la tutela della legalità. Ai colleghi trasferiti ha invece rivolto le sue più calorose congratulazioni per i nuovi prestigiosi incarichi che sapranno assolvere con elevata motivazione e professionalità, così come hanno fatto in questi ultimi anni nella nostra provincia.